Procura a San Biagio di Callalta, dove in mattinata, improvvisamente, nella grande rotatoria di Olmi, sulla Postumia Ovest, un camion pubblicitario ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. A dare l'allarme gli automobilisti che seguivano il mezzo pesante e che sono riusciti a segnalare all'autista il fumo e le fiamme che uscivano dal cassone. L'uomo ha accostato il mezzo ed è uscito subito dalla cabina mettendosi in salvo. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i pompieri con un mezzo e l'autobotte per l'approvvigionamento idrico che hanno domato le fiamme con estintori e acqua, impedendo che l'incendio si propagasse alle aree circostanti. Nel frattempo la polizia locale gestiva il traffico, andato in tilt per un paio d'ore, con le auto e altri camion tenuti a distanza fino all'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso la carcassa. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.